Si sono dimenticati della Sardegna 70 milioni di anni fa. Questo è il punto. Noi che in Sardegna siamo stati dominati prima dai Pisani, dai Saraceni, dai Mori, dagli Spagnoli, dai Piemontesi. Ho risposto e sprobare un'ora, tu chi li bisogna si regazione. I porti sono le porte di un'isola. Il porto di Cagliari, come tutti i porti della Sardegna, è una porta stretta. Spesso le navi vi fanno anticamera per giorni fuori dalla rada. Anche il progetto per la costruzione del nuovo porto industriale fa anticamera. Se ne parla dal 1963. 3 miliardi e mezzo di stanziamenti sono fermi da 1 anno e mezzo. In questo stagno, lungo 11 chilometri e fiancheggiato da aree libere per gli insediamenti industriali, dovrà sorgere il nuovo porto. Occorrerebbe prima di tutto modificare questo ponte, trasformarlo in ponte mobile per consentire il passaggio delle navi. La strada sul ponte è dell'ANAS. Il ponte è del comune e da 5 anni si discute di competenze. E la porta resta stretta e lo stagno resta stagno. Il vecchio pescatore o il disoccupato attendono che il progresso industriale li proietti in una più accettabile dimensione del presente, anche se con nuovi problemi, contraddizioni e nuove lotte. Ad Arbatax 2 anni fa è stata costruita una cartiera, tecnologicamente tra le più avanzate d'Europa. Qua e là nella regione cominciano a sorgere le prime isole industriali. Ma sono ancora il vecchio telaio, l'agricoltura arretrata e la pastorizia a sostenere l'economia di interi paesi. Ti tenio infermi da in su coro. Per collegare questi paesi con il resto del mondo occorrono strade, servizi pubblici, iniziative economiche, iniziative culturali, scuole, come questa di Orune, costruita di recente tra le rocce alla periferia del paese.
Le scuole sono poche in Sardegna. 15 giorni vado a scuola al mattino, per 15 giorni vado a scuola al pomeriggio, per 15 giorni vado a scuola di notte. Anch'io faccio il turno di notte come papà. Alle porte di Sassari, le scale di Giocca. 5 tornanti a gomito che bloccano l'accesso alla città. Qui, su questo costone roccioso, correrà la nuova variante che, evitando i tornanti, renderà i collegamenti più celeri e agevoli. 2 gallerie perforeranno la roccia. Un ponte traverserà lo strapiombo. Le scale di Giocca fanno parte del tratto terminale della Carlo Felice, costruita da un re di Sardegna. Oggi strada statale 131, ma la numero 1 dell'isola. Il numero degli incidenti è in continuo aumento. Dopo un secolo e mezzo, la Carlo Felice, ad opera del Ministero dei Lavori Pubblici, sta cambiando volto. Raddoppiata, a 4 corsie, 14 metri di larghezza. Proprio come un'autostrada, ma senza pedaggio, senza svincoli obbligati. Delle autostrade si avvantaggiano i grandi utenti. Di una superstrada come questa, tutti, e in particolare i piccoli utenti. Da Cagliari a Porto Torres, da porta a porta della Sardegna, da polo di sviluppo a polo di sviluppo. La Sardegna ha bisogno di fabbriche, le fabbriche hanno bisogno di strade e le fabbriche sono la condizione per uscire dall'arretratezza. Occorre però lottare dentro la fabbrica e fuori dalla fabbrica perché il progresso sia reale. È con la lotta che il presente sta cancellando il passato.